La montagna si era piegata sotto l'incessante battere del nubifragio e due frane avevano bloccato completamente la Lemagna, isolando il Fadalto. Dal 28 giugno la statale 51 è rimasta chiusa. Si presentava così il tratto stradale interessato dalle frane, impossibile il transito, pericoloso, ed hanno dovuto lavorare a lungo i tecnici dell'ANAS per riuscire a riaprire anche se parzialmente la strada. Il primo intervento è stato quello di stabilizzare i corpi franati e poi rimuovere i detriti dalla carreggiata. E nella tarda mattinata di oggi la statale è stata riaperta, ma con limitazioni, su un tratto del chilometro 21,400 al chilometro 21,900 durante il giorno, ovvero dalle 6 del mattino alle 20. La circolazione è a senso alternato, mentre la notte, ovvero dalle 20 alle 6 del mattino, la statale 51 torna ad essere chiusa. Durante la chiusura notturna, la deviazione è consigliata è attraverso l'autostrada 27 Venezia-Belluno, utilizzando gli svincoli di Vittorio Veneto Nord e di Santa Croce. Non solo, ma quel tratto stradale sarà controllato costantemente. In quella parte interessata dalle frane, successivamente alla rimozione del materiale franoso dalla sede stradale e dal pendio a monte dell'infrastruttura, ANAS ha provveduto ad installare infatti un sistema di monitoraggio della scarpata che consente di interrompere il traffico in caso di ulteriori colate di materiale.